Siete sempre stati convinti di utilizzare correttamente la mascherina. Può anche essere vero, ma partiamo dal punto di vista che ci sono due tipi di mascherine. Abbiamo la mascherina chirurgica, abbiamo le mascherine facciali filtranti. Si usano in modo un pochino diverso, ma partiamo da un passo indietro. Prima laviamoci le mani, altrimenti l'abbiamo già sporcata all'inizio, cosa la mettiamo a fare? Iniziamo con la mascherina di tipo chirurgico. Queste hanno di solito due lati, si distinguono nella maggior parte dei casi con il colore, parte bianca verso il viso, parte colorata verso l'esterno. Apriamo per bene la mascherina a ventaglio, teniamo d'occhio che c'è un filamento metallico, lo stringinaso, da una delle due parti e quella parte va sul naso, per forza di cose. A questo punto possiamo avvicinare la mascherina al volto tenendola per gli elastici, la posizioniamo sul viso, la modelliamo per bene sul naso e il lavoro è ben fatto se il naso è ben coperto e anche il mento è ben coperto, altrimenti abbiamo fatto il lavoro a metà. È arrivato il momento di togliere la mascherina. Ci igienizziamo per bene le mani per evitare di contaminarci il viso se abbiamo toccato qualche altra superficie, infiliamo le dita all'interno degli elastici e a questo punto possiamo allontanare dal viso la mascherina per poi buttarla in modo sicuro. La mascherina FFP2 è un pochino diversa, ce ne sono di varie tipologie, in questo caso lo stringinaso di solito è particolarmente evidente perché è anche un po' più rigido rispetto a quello della mascherina chirurgica. Per indossarla andiamo ad aprirla per bene, la andiamo a indossare con gli elastici dietro le orecchie o sopra e sotto la nuca a seconda della tipologia di mascherina, la posizioniamo per bene sul volto, anche questa facendo in modo che naso e mento siano entrambi coperti. A questo punto teniamo un pochino premuti i bordi e proviamo prima a soffiare e poi a inspirare. La mascherina deve gonfiarsi senza spifferi e appiccicarsi al viso senza spifferi. A questo punto la mascherina è ben indossata. Arrivato il momento di toglierla, anche in questo caso andiamo a igienizzarci per bene le mani, andiamo a prendere esclusivamente gli elastici della mascherina nell'allontanarla dal viso cercando di evitare che la parte esterna che potrebbe essere contaminata possa toccare la pelle del nostro volto. A questo punto siamo pronti per gettarla. Una cosa importantissima per noi uomini è la barba. Attenzione, la barba compromette il sigillo della mascherina, soprattutto quando la mascherina la indossiamo per proteggerci dall'ambiente circostante, quando utilizziamo la mascherina facciale filtrante. Quindi molta attenzione, la barba al massimo di un paio di millimetri. E come le gettiamo queste mascherine dopo averle utilizzate? Sicuramente non in un cestino a casaccio, vanno gettate in un cestino con un coperchio o all'interno di un sacchetto che chiuderemo per bene per poi richiuderlo in un altro sacchetto per avere la certezza che le sostanze contaminanti, ovvero il virus Covid-19, non se ne vada a spasso nell'ambiente nel momento in cui andiamo a prendere il sacco per poi buttarlo. Abbiamo concluso questo brevissimo tutorial per un ripasso su come utilizzare la mascherina, convinto che l'abbiate sempre utilizzata correttamente, ma vi saluto con un piccolo promemoria. Così, col naso fuori, non serve a nulla.